Prima domenica dedicata al compatrono di Agrigento San Calogero, con il solito pellegrinaggio degli agrigentini che a cominciare dalle 6 del mattino hanno riempito il santuario. Alle 9, come tradizione, la messa solenne alla presenza delle autorità è stata celebrata dall'arcivescovo cardinale Francesco Montenegro, dal quale ci si attendeva l'omelia che ha pronunciato alla sua maniera, puntando ancora una volta il dito sulla triste realtà che riguarda gli immigrati definiti terroristi e delinquenti. Naturalmente l'intenzione di Don Franco è quella di far ragionare chi ha la responsabilità politica nel gestire la questione. Chiaro come sempre, l'arcivescovo di Agrigento si è posto a fianco di chi arriva disperato e viene lasciato a bordo delle navi. E se ci fosse tra gli immigrati un altro San Calogero, si è chiesto Don Franco, un altro dello stesso colore di colui del quale siamo fieri. La Chiesa, ha detto l'arcivescovo, non può tacere, essa ha il diritto di intervenire e il dovere di difendere la dignità delle persone. La Chiesa non può non intervenire sui fatti che offendono la vita e la dignità dell'uomo, soprattutto oggi in cui tanta è la confusione sull'immigrazione, sulla famiglia, sulla povertà, sulla cultura, sul sociale. La fede deve incidere, altrimenti potrebbe non essere fede, ha detto ancora l'arcivescovo di Agrigento, il quale ha aggiunto che c'è da pregare tanto perché l'accoglienza diventi cultura e buona politica. San Calogero ci dia una mano, ha concluso Don Franco, perché la nostra devozione a lui si trasformi in coraggiosa imitazione di lui. Alle 12 la processione ha avuto la solita folla che si è stretta attorno al simulacro del santo. Suggestiva la processione serale che si è conclusa con i fuochi d'artificio. I festeggiamenti proseguiranno per tutta la settimana. Giovedì alle 19 sul sagrato del santuario si terrà la terza edizione della mega torta di San Calò, ideata dallo chef Giovanni Mancione. Venerdì è in programma la manifestazione San Calogero abbraccia la valle, a cura dell'associazione I Tammura di Girgenti, al Tempio di Giunone. Domenica prossima la conclusione dell'edizione 2019 dei festeggiamenti in onore del compatrono di Agrigento.